La nuova montagna tra territorio, turismo e comunità. Ieri, oggi e soprattutto domani. Se ne è parlato a Palazzo Bembo, sede della LUIS, in un gremito convegno promosso da Nord-Est Economia. Cosa facciamo di questi territori, della loro vocazione turistica innata, sacrosanta e fortissima, dal momento che stiamo vivendo un cambiamento climatico evidente, che qualcuno già chiama crisi climatica, e che ci porta un assetto con meno neve. Le strutture restano, la bellezza è intatta, come la utilizziamo, come ci regoliamo, come ci adattiamo. Un ragionamento sulla cui stessa linea si è ritrovata la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Negli ultimi 50 anni le Alpi hanno registrato una riduzione del 5,6% per decennio del manto nevoso. L'attuale durata è così inferiore di 36 giorni rispetto alla media e lungo termine degli ultimi 600 anni. Di fronte a queste evidenze scientifiche dobbiamo prendere atto che viviamo in un mondo in trasformazione e quindi il cambiamento non è un'opzione, ma una scelta obbligata che dobbiamo percorrere velocemente. E non solo nel settore del turismo, ovviamente. In quest'ottica, a parlare di montagna, allargando l'orizzonte al dissesto idrogeologico e con un significativo ragionamento sul dopovaia, in un videomessaggio anche il presidente della Regione Veneto. La montagna deve avere da un lato ancora più investimenti, lo abbiamo visto ad esempio con la vicenda di Vaia e abbiamo capito che da quella vicenda molti degli interventi che abbiamo fatto, che stiamo ancora facendo rispetto alla tutela dal dissesto idrogeologico, non possono prescindere dal fatto di avere finanziamenti. Penso a interventi fatti sul lago di Alleghe, piuttosto che tanti micro interventi, a iniziare da Rocca Pietro, per poi andare in Val Viesdente, in altre valli della provincia di Belluno. Sono tutti interventi che comunque erano necessari e purtroppo si sono fatti dopo Vaia, ma diciamo anche che Vaia è stata, brutto dirlo, ma anche l'occasione per avere dei finanziamenti che altrimenti non avremmo avuto.